Sono Monica Rigoni, direttrice marketing di Italchimica, benvenuta. Grazie. Dottoressa, cosa sta facendo la sua azienda per disegnare il futuro? Allora, un sacco di cose. In primis, se noi pensiamo al futuro, dobbiamo pensare a un futuro sostenibile. Se devo pensare al consumatore, è prodotti sostenibili. Se devo pensare all'intera filiera, lavoriamo per avere dei processi di produzione sostenibili. Quindi dal punto di vista di prodotto, dall'ascolto di quello che è il nostro utilizzatore finale, sviluppiamo prodotti che accanto ad essere performanti, noi facciamo prodotti per la detergenza e la cosmesi, accanto appunto alla performance devono essere prodotti che hanno un basso impatto ambientale, e quindi partendo dal nostro programma di sostenibilità che è il Green Change, il nostro programma, sviluppiamo formule che contengono un'elevata percentuale di materiale di origine vegetale, materiali organici biodegradabili, quindi percentuali superiori al 90%, formule concentrate, quindi a basso contenuto d'acqua, prodotte attraverso dei processi che permettono la riduzione degli scarti. Per esempio arriviamo al 97% della riduzione degli scarti da flacone, piuttosto che avere un risparmio, un recupero del 31% delle acque di lavaggio. Quindi se da una parte noi abbiamo questo processo di tipo che ci porta a una sostenibilità ambientale, abbiamo anche quindi la possibilità di fornire un prodotto che sia sostenibile in linea con quelli che sono le richieste oggi del nostro cliente. Stiamo anche lavorando dal punto di vista della sostenibilità sociale, perché i motori che creano crescita sono il benessere e la sostenibilità, quindi l'altro punto importante per noi è proprio il benessere in primis dei nostri collaboratori. Quindi una cosa di cui vado molto orgogliosa in primis come donna è abbiamo iniziato un percorso di certificazione della parità di genere, ed è un inizio perché sappiamo che il mondo non è ancora pronto, che l'Italia purtroppo è ancora il fanalino di coda su tante cose, a partire dallo stipendio, però ecco, abbiamo intrapreso questo progetto, e poi ecco, facciamo molta formazione all'interno. Io credo che sia molto importante questo, la competenza è uno dei requisiti che dobbiamo avere, e la formazione si acquisisce anche nei luoghi di lavoro. E al tema poi benessere e welfare abbiamo un ottimo programma, sempre in miglioramento, perché ovviamente l'optimum è ancora lontano, quindi diciamo che riusciamo a toccare quelli che sono i pilastri di Italchimica, che sono le persone in primis, i prodotti e il processo. Beh, insomma, una realtà molto ricca di stimoli e di spunti. A livello dei giovani? Allora, io sono l'ultima a dover parlare. Diciamo che Italchimica stessa è molto giovane, ha 20 anni, ed è stata fondata da Alessandro Fioretto quando aveva 23 anni con i suoi fratelli e il padre. E uno dei vanti di questa azienda è che ci sono un sacco di persone giovani, la media credo sia inferiore ai 40 anni, che non è una cosa che amo dire perché io sono sopra i 40, però diciamo che è un ambiente molto vivo. Per quanto riguarda i giovani, noi ci accostiamo anche alle scuole superiori proprio per iniziare anche un approccio, e attiviamo per esempio molti stage da questo punto di vista. Se poi devo parlare dei giovani, diciamo che cerchiamo comunque di adeguare anche il nostro linguaggio, perché parlare di giovani significa parlare, come dicevo, benessere e sostenibilità, che in passato non era poi così importante, no? Quindi ci affacciamo a questo mondo cercando anche di presentarci come un'azienda che può offrire delle prospettive, dove sicuramente il tema del giovane è non solo un lavoro interessante, ma anche un lavoro che permetta un giusto equilibrio fra la vita privata e il lavoro, e anche su questo stiamo lavorando in termini di flessibilità e smart working. Il percorso è iniziato, quindi siamo a metà del cammino, però ci stiamo adoperando per questo. Beh, io le auguro buon lavoro. Grazie. E a presto.